Ancora una rissa, questa volta a colpi di coltelli. Siamo al Contadin, fattoria sociale alle porte di Castelfranco Veneto, che ha messo a disposizione il locale per una festa privata. Tutto bene fino a quando alcuni tra i presenti fanno intrufolare alla festa diversi amici. Passano le ore e il tasso alcolico si alza. Basta una parola di troppo e scatta la zuffa. A farne le spese sono due ventunenni dell'Est residenti nel Padovano finiti in pronto soccorso per diverse ferite da taglio. I carabinieri di Castelfranco, giunti sul posto, stanno stringendo il cerchio attorno alla dinamica. In tutto sono 4 i giovani denunciati per rissa e lesioni. A tirare fuori il coltello sarebbero stati 2 ragazzini poco più che maggiorenni, entrambi italiani e residenti nell'Alta Padovana. Un episodio fotocopia quello di 2 giorni fa a Spresiano, solo che in quel caso il teatro è stato la piazza. L'allarme è lanciato da alcuni passanti, anche qui 2 giovani finiti all'ospedale. A far scaldare gli animi ancora una volta l'abuso di alcol che ha tolto lucidità ai ragazzi, trasformando una festa tra giovani in una rissa che poteva avere conseguenze ben peggiori.